Biglietti? Già non se ne trovano più a 72 ore dall'apertura della biglietteria online, operativa da mercoledì pomeriggio alle 15, è già caccia quasi febbrile ai preziosi tagliandi per vedere un film in sala grande accanto alle star alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono già esauriti i biglietti per le proiezioni serali più attese, anche se un altro quantitativo, pur risicato, dovrà essere riservato alla vendita il giorno della proiezione. Una corsa al biglietto dovuta alla capienza delle sale ridotta del 50% e anche dal programma sontuoso e scoppiettante messo insieme dal direttore Alberto Barbera. Molto attese sono anche le giornate degli autori. Giornate degli autori, 18° anno. Si dice che è l'età della maggiore età. Si dice che fino a quel giorno non avevamo l'età, da quel momento sì. Programma di quest'anno, firmato dal direttore artistico Gaia Furrer, programma concepito insieme al presidente Andrea Purgatori. Per tutto il festival la Biennale ha già venduto 16.000 biglietti, altri 12.000 sono a disposizione per la vendita. Dunque, rassicura la stessa Biennale, c'è posto per tutti, in sicurezza al Lido. Ma soprattutto un programma che vorrebbe restituire la voglia di festa, la voglia di incontro, la voglia di scoperta. L'invito del delegato generale delle giornate degli autori Giorgio Gosetti è già così un programma. All'interno di questa, in modo indipendente, le giornate pensano di doversi ritagliare un ruolo di stimolo, di diversità e di curiosità nel senso della festa, e quindi che la festa cominci.